Eccoci tornati per il secondo tempo tra la squadra di Asti e il Blue Orange. Ricordiamo il parziale: Libertas Astense 5, Blue Orange 0, quindi un primo tempo molto difficile per la compagine di Franco Bassa. Vediamo come entreranno in campo e cosa riuscirà a trasmettere proprio ai suoi ragazzi, Mister Basta, per cercare di affrontare una ripresa, sperare nel miracolo o comunque cercare di fare una partita più dignitosa possibile. Sì, senza dubbio intensità, senza dubbio un inizio subito che miri a far capire alla Stense che non sarà un secondo tempo facile, non sarà un secondo tempo in scioltezza, e dunque una prestazione d'orgoglio, di carattere, come dicevamo prima, di grande intensità a livello difensivo e senza tirare indietro la gamba, tanto ormai il discorso tiri liberi non rappresenta un problema, anche dovessero arrivare per un cumulo di falli insomma troppo anticipato non sarebbe un problema. Dunque una Blue Orange ci aspettiamo all'arma bianca con tanta intensità. Anche perché se la partita dovesse continuare così, penso che il mister Lotta Gianfranco, appunto, della Stense, darà la possibilità di giocare magari a quei ragazzi della sua squadra che finora in questo momento in campionato hanno giocato meno, anche se sono partiti comunque bene o male con gli stessi del primo tempo. Abbiamo visto il numero 11 Migliaia Andrea in campo, però gli altri bene o male sono quei giocatori che si sono alternati nel primo tempo. Bel recupero di Giustacchini che riesce Maglio, viene fermato secondo me un pochino al limite. Peccato, perché poteva dare la palla in mezzo a Torre e sarebbe stato subito un'opportunità da gol importante, subito per riaprire o comunque le speranze del Blue Orange e iniziare questo secondo tempo con un altro piglio. Possesso palla subito dalla parte del Libertas, c'era del Libertas Astense, Cannella, Gioele, ecco la palla su Fiscante, insomma possesso palla subito loro. Buona la chiusura di Giustacchini, anche meno male il fallo in questo caso è stato fischiato per la spinta netta da parte del giocatore numero 2 Cannella. Serva per Maglio che dà velocità al pallone, però si dimentica il pallone, ripartenza 3 contro 1, subito la chiusura e il 6-0 di Fiscante. Palla persa in maniera un pochino ingenua da parte di Maglio, contropiede 3 contro 1, Rositano che è entrato al posto di Bassa era già per terra. 6-0 facile. Sì, però non bisogna colpevolizzare ovviamente Maglio, che comunque, come dicevi, ha dato subito quella verve che mancava, e quindi bisogna continuare a insistere su questa linea qua con coraggio e con ancora intensità. Attenzione, l'occasionissima, e c'è il gol. Ecco il gol di Simone Torre, il quinto gol in campionato, anche il suo. Finalmente si riapre la partita, vince un rimpallo, si porta il pallone sul sinistro, va a concludere 6-1. Beh, insomma, partiamo con 1-1 nel secondo tempo. Consideriamo il secondo tempo 1-1. Sì, consideriamo il secondo tempo molto volentieri, e direi che questa, come dicevo pochi secondi fa, è la strada da seguire. Una squadra garibaldina, una squadra che non ha più nulla da perdere, a maggior ragione per il risultato, ce l'aveva già dall'inizio, nulla da perdere, ma che deve assolutamente provare con fantasia, con impegno. Intanto doppia conclusione, poi Rositano riesce ad abbrancare impresa, e quindi questa è la strada giusta. Attenzione per Enrico Serva col pallone sul sinistro che non lo trova, peccato, sarebbe stata una buona opportunità. Subito mi sembra un ritmo un pochino più veloce, più forsennato rispetto al primo tempo, azioni da una parte e dall'altra, occasioni da una parte e dall'altra, fino a una partita in questo momento divertente. Sì, credo che la Blue Orange, spero di non essere smentito, non abbia speso tantissimo nel primo tempo, proprio in virtù di questa disposizione molto ordinata e anche di una rinuncia forse forzata al contropiede. Secondo tempo che deve essere diverso, e abbiamo già visto un'altra occasione per Serva che avrebbe potuto confezionare il 6-2, grande uscita da parte di Rositano, e bisogna continuare su questa strada, dare velocità, cercare di sorprendere una squadra che sicuramente si sente già la vittoria in tasca, e per questo potrebbe concedere cali di tensione. Comunque parliamo un attimo, attenzione, errore, e vediamo l'arbitro, espulsione per Tropiano, proprio per un errore, come lo dicevi tu. Gerson vedi le partite prima, si vede che sei un mister, proprio errore incredibile da parte difensivo, costretto all'errore il fallo del portiere Tropiano, che viene espulso, rosso diretto. Quindi in questo momento, per il regolamento del calcio a 5, dovranno fare un cambio, perché entrerà il numero 12 Cobuccio Carmine da parte delle Stense, però giocheranno per 2 minuti in inferiorità numerica
numerica, o almeno che nei 2 minuti ci sia un gol da parte di una delle due squadre. In questo caso si ritornerà in parità, però il portiere chiaramente Tropiano un po' più rientrare. Avevi ragione, ci hai visto lungo. La disperazione di Tropiano, che lo vediamo appoggiato alla porta degli spogliatoi, senza dubbio si è accorto di avere la combinata grossa, e dalle espressioni della panchina dei compagni in campo credo che questo episodio possa un po' incidere sulla psiche dei giocatori della Stense. Vediamo se Maglio riuscirà subito a concretizzare questa superiorità numerica, questo calcio di punizione, e poi veramente riuscire a vedere una Blue-Orange attaccata al punteggio. La conclusione, bravo il portiere, ancora comunque abbiamo visto la personalità di questo ragazzo che è andato a concludere, probabilmente anche la disperazione, oltre per questa partita, anche per il prossimo impegno della Stense. Insomma è una mancanza importante per la squadra di Mister Lotta, perché sarà squalificato. È un calo di tensione che sul 6-1 si può avere, però pagato a caro prezzo. È proprio questo a cui si deve aggrappare la Blue-Orange, cercando di provocare proprio queste situazioni che possono portare a delle defiance la squadra della Stense. Oltretutto Lotta finora aveva fatto una buona partita, veramente un ottimo giocatore, e lo stavo proprio parlavamo prima del campionato che si stanno giocando tra il Bra e la Stense. Io ho visto tutte e due le squadre qua al Palazzetto di San Camillo, e mi sembra comunque fino a questo momento, considerando anche proprio tutte le mancanze dalla parte del Blue-Orange, una squadra molto quadrata, quella di Asti, molto, molto ben organizzata, che concede poco in fase difensiva fino a pochi minuti fa, fino a pochi istanti fa, però veramente una squadra ben messa in campo e ben allenata. Sì, forse dal punto di vista della spettacolarità non la migliore vista a Imperia in questi mesi, ma dal punto di vista difensivo e organizzativo senza dubbio la squadra più quadrata, la squadra più compatta. Magari non ci sono star, ci sono sicuramente i giocatori importanti di cui abbiamo parlato all'inizio, non ci sono star particolari, abbiamo visto Granata nel Bra, Bearzi nel Firenze, Cucinota nei Bassotti. Comunque una squadra compatta, omogenea, che ha bene idea di quello che deve fare. Attenzione, 2 contro 1, Simone Torre invece di darla in mezzo a Maglio va a concludere. Era un'opportunità importante per cercare di andare sul 6-2, peccato perché se l'avesse messa in mezzo poteva riaprire, comunque andare al tiro. È vero, hai ragione, mentre le altre squadre come il Bra avevamo visto Granata, come Bearzi, Firenze, qua non c'è la star, ci sono tanti giocatori che sanno cosa devono fare, messi bene in campo. È proprio questo senso di squadra molto forte, di squadra ben allenata, di squadra ben quadrata, dà proprio un senso di forza a questa squadra, mentre a differenza il Bra, mi ricordo, aveva concesso parecchio, l'allenatore era parecchio arrabbiato a fine partita per le occasioni lasciate proprio alla squadra di Mister Basta. In questo momento la partita la sta facendo Blue-Orange. Sì, intanto è entrato Luca Bianco, il capitano, al posto di Giustachini, proprio anche per sfruttare probabilmente la sua abilità nelle conclusioni. Vedremo se questa mossa porterà all'agognato 6-2. Anche perché ricordiamo c'è la superiorità numerica tuttora in corso da parte del Blue-Orange. Maglio sulla conclusione va a concludere, prendere l'esterno della rete, aveva dato sembrava gol, invece il pallone ha proprio colpito l'esterno. Passano i secondi, la squadra di Asti è in inferiorità numerica. Ricordiamo che il tempo di inferiorità è effettivo, quindi anche se fa passare il tempo non incide. Vediamo come cercheranno di capitalizzare la squadra però grandissimo gol, veramente un numero di grande scuola di questo giocatore Cannella, che dicevamo è uno dei più rappresentativi, che si sposta il pallone di destro, conclude incrociando sulla destra di Rositano. Grandissimo gol. Sì, qui veramente tanto ha fatto la tecnica, ma anche una prepotenza, una preponderanza fisica eccezionale. 1 contro 2, spalla alla porta, è riuscito a girarsi in un battibaleno, a metterla sull'angolo opposto. Che dire, di fronte a queste giocate ci sono da togliersi il cappello e da ricostruire pazientemente, perché insomma qui la Blue-Orange sicuramente si può un po' imputare una piccola disattenzione, però davanti a una giocata di questo genere non si può assolutamente biasimare i difensori o il portiere. Peccato che arriva nel momento in cui il Blue-Orange era in superiorità numerica, quindi ricordiamolo perché le cose comunque vanno analizzate. La Stense in inferiorità numerica va a fare gol.
Sì, sì, sottolinei un elemento giusto. Blue Orange che non deve però patire dal punto di vista psicologico questo episodio, perché dal 6-1 in poi ha fatto la partita, l'ha fatta bene, ha avuto 2 occasioni da rete nitide, soprattutto con la freschezza e la velocità di Maglio, e così deve proseguire la partita su questo canovaccio, cercando quando possibile di colpire. Ecco, mi sembrava di aver intuito che Franco Basta avesse un po' rimproverato qualche suo giocatore di avere troppa fretta nel costruire l'azione. È vero che bisogna sfruttare la superiorità numerica e sarà circoscritta a un lasso di tempo molto breve, però non bisogna sprecare i palloni in uscita. Infatti la Stense sono tornati, appunto, è tornata al completo in 5 giocatori, e quindi come vedete questa regola del calcio a 5 è quella che dà solo la superiorità numerica in caso di espulsione per un breve tempo, che sono i 2 minuti. Vediamo che appunto la Stense ritorna a essere a regime e quindi a rifare la partita. Questa era la possibilità di poter rientrare un pochino in partita, non è stata sfruttata, anzi il gap viene aumentato da parte della Stense, quindi partita sempre più in difficoltà, ma si sapeva insomma che la squadra, oggi era una giornata particolarmente difficile. Bravissimo comunque questo Cannella. Sì, è grande anche qui Rositano a chiudere lo specchio per la conclusione del numero 7 dell'Asti maschio. Giocatore Cannella che proprio insieme a Maschio oggi ha fatto la differenza. Mentre per la Blue Orange adesso abbiamo Maglio davanti che insomma, dal quale ci aspettiamo un po' di elettricità, tanto più che sta per entrare anche Pietro Stassi, dunque 2 giovanissimi davanti, proprio per cercare di sfruttare la velocità, di sfruttare insomma quel pizzico di furbizia, di malizia, di incisività che potrebbero dare 2 ragazzi giovani che praticamente vivono quasi un esordio a livello agonistico. Ti ricordo che poi dovrai anche indicare quali sono i giocatori, l'uomo partita sia da una parte che dall'altra, e intanto salutiamo gli amici di Gol TV del canale 113 che stanno appunto assistendo alla partita, e gli amici di Facebook di Sport TV, e salutiamo anche Paolo Staltari. Sì, nonostante sia interista, doveroso un saluto anche a lui. Io lo saluto molto caldamente invece. Lo so, purtroppo ognuno ha i suoi difetti. Intanto vediamo se la Libertà Sastense denuncerà qualche difetto, stava per approfittarne proprio Stassi. Adesso forse la pressione aumenterà, sarà più alta da parte della Blue Orange. Non è escluso che magari non nell'immediato, ma fra qualche minuto possa anche ricorrere al portiere di movimento, rimettendo magari in campo Alessandro Basta, che è il giocatore appunto che fa questa caratteristica, questa azione con il portiere in movimento, che crea la superiorità numerica. Conclusione da lontano da parte dell'Asti, pressione alta ancora dell'Asti, vedi, proprio ha quasi calciato via il pallone proprio per permettere di andare a fare la pressione sul portatore di palla, perché abbiamo visto che li mette praticamente in difficoltà. Cioè la squadra del Blue Orange oggi va in difficoltà particolarmente, ed è anche normale che sia così, quando in fase difensiva loro fanno la pressione alta e quindi non ti danno la possibilità di iniziare l'azione, anche perché manca oggi proprio un pivot di ruolo che ti tiene sul pallone. Esatto, è proprio questo che volevo aggiungere all'analisi. Oggi più che mai sarebbe servito questo tipo di giocatore fisico a reggere le sorti dell'attacco, manca, e dunque bisogna fare di necessità virtù, cercare di ripartire palla al piede dal fondo. Poche opzioni da sfruttare al meglio, da lavorare al meglio, e adesso intanto seguiamo questa punizione per l'Asti, perché la posizione è molto molto invitante per il numero 10 Fiscante. Zona Luca Bianco questa, attenzione, va a concludere, Di Piatto a girare, bravo Rositano a parare e a mettere la palla in calcio d'angolo. Chiamano lo schema numero 2 i giocatori della Stense, vediamo se riuscirà lo schema, che è un 1-2 nello stretto nell'area, non riesce a chiudere. È rientrato anche Padovani per il Blue Orange, vedete questa pressione, proprio non dà la possibilità ai ragazzi di uscire, e ogni tanto manca anche un pochino di lucidità, come in questo caso nel tocco di Manuel, che perde il pallone e dà la possibilità loro di riprendersi. È una partita molto complicata, molto complicata, e poi il risultato la rende ancora peggiore.
Sì, senza dubbio è anche vero che proprio dall'affrontare queste squadre così forti si possono trarre degli insegnamenti, perché giocando con squadre più deboli ovviamente non si può imparare nulla, no? Speriamo che di questa partita possa fare tesoro la Blue Orange. Uno degli insegnamenti che si possono trarre potrebbe essere il lavoro su come uscire da questa pressione. Oggi è stato particolarmente carente, ovviamente non come dicevi tu per colpe proprie la Blue Orange. Vedremo se nel corso del match oppure nei prossimi match migliorerà anche in questa fase, perché sicuramente poi la salvezza, noi confidiamo che intanto i primi punti arriveranno prima o poi, e pensiamo più prima che poi. Se li meritano, insomma, questi ragazzi, ripeto, nel girone d'andata abbiamo visto parecchie partite in cui avrebbero potuto, come dicevi te, 7 punti a fine primo tempo vuol dire che comunque le partite te le giochi, no? E manca quel qualcosina e siamo veramente fiduciosi. E quel qualcosina sono i dettagli sono variegati. Attenzione intanto a questa occasione, sono tanti dettagli e proprio su questi si potrebbe giocare la salvezza. Neanche molto fortunato in questo caso, il rimpallo il pallone esce in calcio d'angolo invece di andare in porta, e questa è la superiorità numerica. Attenzione che va alla conclusione, chiude Giustacchini, parte in contropiede, si ferma, Luca Bianco riparte e la palla è lunga per Stassi. Niente, palla ancora per la Stense in controllo della partita, ma adesso penso che il mister concederà anche comunque spazio, ripeto, a quei giocatori che finora magari hanno avuto la possibilità di giocare meno in campionato. Intanto Ausenda ha preso il posto di Giustacchini nell'ottica della rotazione classica poi della Blue Orange. Ancora qualche problema di troppo nell'uscire dalla pressione, e questo insomma un po' sta inficiando la prestazione di questo secondo tempo, in cui gli spazi sono aumentati, probabilmente anche la tensione difensiva e anche questo pressing alto concede di avere più spazi davanti, però bisogna sfruttarli al meglio, cosa che non sta riuscendo proprio per la mancanza di questo o primo o ultimo passaggio. Sì, proprio perché come uscire da questa pressione? In due modi: o con un giocatore molto tecnico dietro che ti comincia l'azione, e poi col movimento davanti, e in questo caso forse manca un pochino mancano tutte e due le cose, perché vedo che Luca Bianco fa un pochino l'ultimo e quindi la qualità ce l'ha, adesso è stato anche ammonito, però insomma manca proprio il movimento per poter giocare la palla, il movimento senza palla, il movimento che ti permette anche in caso di pressione di avere il passaggio sicuro. Punizione da parte della Libertà Stense con il numero 8 Modica sul pallone. Vediamo che Rusitano mette solo un uomo in barriera, che è proprio Luca Bianco. Vediamo se va alla conclusione, va a giocare il pallone, va a concludere, però il tiro centrale viene bloccato in due tempi comunque da Rositano. Lancio lungo, la palla ce l'hanno sempre loro. Sì, anche dal punto di vista fisico questa Stense è una delle formazioni più preparate, anche più dotate naturalmente, quindi è anche difficile trovare questa soluzione con la palla alta, o comunque cercare di essere vincenti nell'1 contro 1, che poi nel calcio a 5 è un po' la chiave. Lo è anche nel calcio a 11 chiaramente, ma nel calcio a 5 ancora di più, perché i giocatori sono meno. Essere vincenti nell'1 contro 1 significa creare la superiorità numerica o i presupposti per la superiorità numerica, cosa che la Blue Orange purtroppo non sta riuscendo. Ancora la pressione alta da parte loro e sempre difficoltà. Adesso sarebbe il caso anche che provasse il mister, potrebbe provarlo anche per le prossime partite, un po' di pressione alta anche da parte della nostra squadra, del Blue Orange. Abbiamo visto ancora uno scambio tra Padovani e Stassi, il pallone però esce, non riescono a controllarlo. In questo momento si è poco lucidi, manca anche forse un pochino di lucidità, di calma, di tranquillità nel giocare il pallone, si regala spesso il pallone agli avversari. Ecco, vediamo la pressione, ci stanno provando, chiaramente ricordiamo che la pressione nel calcio a 5 va fatta proprio in maniera omogenea, tutti i giocatori si devono muovere nella stessa maniera, proprio da non lasciare la possibilità all'uomo di saltare il difensore o il giocatore e di dare la superiorità numerica, perché se sbagli il pressing vai proprio in inferiorità e sono poi azioni da gol, perché a calcio a 5 se basta uno che si salti l'uomo, va in superiorità agli altri e facilmente arrivano al tiro. Luca Bianco, vediamo la pressione ancora da parte dei ragazzi della Stense che vanno in mezzo, bravissimo Ausenda a deviare il pallone, sarebbe stata un'altra azione da gol. Molta confusione in campo adesso. Sì, l'arbitro fischia una punizione a favore della Blue Orange che batterà Bianco corto per Ausenda. Blue Orange che, come dicevi bene tu, adesso sta cercando di portare una pressione più alta, è una tattica che, attenzione intanto al gol di Bianco che accorcia le distanze sul 7-2, ci voleva forse questa iniezione di fiducia.
Dicevamo, una pressione portata più alta che è possibile insomma, effettuare in questa fase della partita, perché manca poco alla fine, quindi insomma non c'è il rischio di arrivare negli ultimi minuti con il serbatoio del carburante completamente vuoto. È giusta anche la scelta del primo tempo di essere un po' più attendisti, proprio per cercare di sfruttare al meglio questo finale di gara, che adesso sul 7-2 sicuramente non si può dire che la partita sia riaperta, anche perché purtroppo ancora Cannella mette a segno l'8-2 e Cannella si guadagna con questo gol, direi definitivamente, il titolo di Man of the Match di Gol TV e Canale 113, e insomma c'è poco da dire. Purtroppo davanti a questi giocatori ci si può solo che togliere il cappello e insomma cercare di ripartire ogni volta con rinnovato spirito, anche se è difficile. Abbiamo visto anche il gol di Luca Bianco, proprio di prepotenza, di cattiveria. Ha vinto il rimpallo di sinistro, è andato a concludere di punta, ha fatto il gol, 6° gol in campionato di Luca Bianco, che in questo momento diventa l'unico appunto capocannoniere da parte della squadra. Vediamo ancora azioni di attacco da parte della Stense, che va a concludere col numero 3, appunto come dicevamo. In questo momento entra un giocatore che magari ha giocato meno finora, che è Fazio, è andato a concludere esterno, e come al solito si vede, anche come è successo parecchie volte quest'anno, gol fatto, gol subito dopo nel giro di un secondo. Ancora andato Cannella alla conclusione, va un pochino strozzato sull'esterno, altra occasione da gol. In questo momento mister Basta, secondo me, dovrebbe chiamare un time out per evitare un'imbarcata, perché il rischio di un'imbarcata in questo momento c'è. Attenzione, Calvi sul sinistro va a concludere esterno il pallone. C'è un po' il rischio adesso di mollare le redini. Siamo arrivati a un punto in cui insomma domina il gioco rotto, quindi situazioni pericolose da una parte e dall'altra che nascono dal nulla, da palle perse, da palle rubate, ed è un gioco che è molto pericoloso soprattutto per chi sta sotto nel punteggio, perché è più facile che vi sia una propensione allo sbilanciamento. Speriamo intanto che Cannella sia un po' pago della sua prestazione, in modo da poter respirare un pochino in fase difensiva. E insomma adesso vedremo per quali soluzioni opterà Franco Basta, se per il time out come dici tu o per qualche cambio. È riuscito Luca Bianco, se non vado errato, dunque insomma viene a mancare un po' quello che è il punto di riferimento, ma in questa fase forse bisogna preferire la mobilità, e allora giusto anche risparmiarlo poi per gli ultimi minuti. Certo, ricordiamo che siamo bene o male a metà secondo tempo, mancherà 9 minuti, 8 minuti, quindi tempo ce n'è ancora. Bel numero di Ausenda, che va alla palla a Stassi, che va a tirare di sinistro, il pallone viene deviato. Ausenda intanto si allaccia la scarpa tranquillamente e ricomincia. Conclusione di Padovani che colpisce esterno. Insomma, in questo momento c'è anche un pochino di differenza tecnica secondo me in campo. Sì, questo purtroppo è una costante di questo pomeriggio, che però sapevamo anche alla vigilia non ci sorprende, e anzi insomma la Blue Orange sta cercando di opporre alla Stense quelle che sono le sue qualità, poche, ma con grande dignità e con grande insomma senso di appartenenza e del dovere. Senza dubbio è una partita che, come dicevamo in precedenza, serve anche un po' a proiettarci al girone di ritorno. Ricordiamo che manca una giornata, la prossima settimana si andrà a Prato. Il 2014 il girone di ritorno, 11 partite, la possibilità senza dubbio di risalire la china. Servirà grande impegno, soprattutto nella pausa, recuperare gli infortunati, che sono numerosi: Melini, Serva, Anzalone, che ritornerà dalla squalifica. Dunque le possibilità ci sono, bisogna avere la possibilità e la bravura di crederci. Vedremo se questo gruppo, se questi ragazzi anche individualmente hanno questa capacità di soffrire e di crederci fino all'ultimo. Io credo che ci siano i presupposti per farlo, per cercare una remontada che avrebbe dell'incredibile, e quindi penso che questa situazione debba esaltare e non deprimere i ragazzi, quindi maggior impegno in allenamento, maggior presenza e quant'altro. Hai perfettamente ragione, anche perché poi mi insegni benissimo che i risultati creano morale, e questi ragazzi chiaramente in questo momento sono molto sfiduciati, perché vedono un girone di andata andarsene completamente con 0 punti, nonostante tanti sforzi, tanti sacrifici, aver girato praticamente la Toscana e il Piemonte e aver perso tanto tempo per allenarsi, per cercare di entrare in condizione, ma non vedere ripagati i propri sforzi. Quindi alla fine il morale viene a mancare, e dovrà essere proprio bravo questo mister Basta, cercare
di recuperare questo gruppo e di dargli, soprattutto in questo periodo della sosta, attenzione, azione in contropiede, però non va a concludere l'esterno, proprio in questo periodo della sosta di lavorare bene, perché il problema è questo, il pericolo è quello del periodo natalizio, di fermarsi e i giocatori di proprio mollare completamente e di allenarsi male, sarebbe la cosa peggiore, mentre devono proprio in questo momento stringere i denti, ricominciare una preparazione anche atletica, un richiamo della preparazione per poter rientrare eccolo il gol, il primo gol in campionato di Mattia Calvi su assist di Padovani. È proprio questo, insomma, crederci sempre per poter, come dici tu, al ritorno, nel girone di ritorno nel 2014, provare questo miracolo della salvezza. Sì, intanto questo gol ripaga parzialmente dell'impegno della Blue Orange profuso in questo secondo tempo, che ricordiamolo è un risultato parziale del secondo tempo, è un 3-3 perché il primo tempo si era chiuso 5-0, se non vado errato. La matematica non è mai stato il mio forte, ma insomma fino a questi punti qua credo di essere ancora competitivo. E niente, sì, hai espresso una grande verità. Intanto altra occasione possibile da gioco rotto, sì, cercare di mantenere il focus su quello che è l'obiettivo, ovvero un'impresa storica, perché di questo si tratta. I ragazzi devono essere fieri, andare a testa alta di quello che hanno fatto e di quello che stanno facendo. È un gruppo che ha dei valori, è un gruppo che conta 10 ragazzi che si svegliano come domenica scorsa alle 6 all'alba per andare a giocare a Grosseto alle 4 di pomeriggio, con pochi effettivi, con tante difficoltà da tutti i punti di vista, e quindi devono esaltarsi in questa difficoltà. È vera passione, perché senza quella... Attenzione, ancora azione con rigore, calcio di rigore, giustissimo, su Enrico Serva. Scusa se ti ho interrotto, il rigore è sacrosanto. E insomma vediamo anche di rinverdire questa statistica dell'1 su 11, perché insomma si presenta Maglio tra l'altro al tiro, se non vado errato. Sì, grande responsabilità di questo ragazzo. 1 su 11, vediamo se riusciamo ad arrivare a 2 su 12, che sarebbe molto importante, perché ci portiamo sull'8-4 e poi... Su 4-3 nel sparzare nel secondo tempo, no? Sì, assolutamente, quello è sempre da tenere d'occhio. Anche che perché è un cambiamento rispetto, attenzione Maglio, e va a concludere benissimo. E quindi 8-4, proprio un cambiamento rispetto al passato, quando nel secondo tempo la squadra di Francobansta pativa un calo. In questo momento, già anche dalla partita scorsa a Grosseto, fanno dei secondi tempi interessanti. 8-4, e vediamo che infatti c'è qualche cambio anche che ha fatto Lotta. Il mister Lotta è entrato numero 4 Banzato Michael, e quindi c'è un pochino di turnover da parte della Stense. Vediamo se riescono a rientrare in partita. Sì, intanto grande intervento di Rositano. Sì, l'abbiamo detto, il calcio a 5 è uno sport molto strano ed è spettacolare proprio per questo. Una partita che può sembrare chiusa da un minuto all'altro può riaprirsi, due squadre che sono lontane dal punto di vista dei valori tecnici, a seconda dell'inerzia, a seconda dell'impegno messo in campo, possono trovarsi in una situazione di equilibrio. Adesso la Blue Orange vive sulle ali dell'entusiasmo questo momento ed è giusto così. Anche un po' di nervosismo in area è sano e ci sta, ed è giusto avere un po' di animo pugnace in questa fase, perché anche se il risultato sembra compromesso, avvicinarsi ulteriormente potrebbe essere la scarica di adrenalina giusta, di entusiasmo giusta. Attenzione al numero molto bravo Ausenda a fare la copertura, a non far girare l'avversario. Grande palla di Enrico Serva su Ausenda, peccato che non è riuscito a intervenire, il portiere era veramente al limite, quasi con le mani fuori dall'area. Adesso non abbiamo la moviola, ma era veramente al limite. Vediamo quanto dà di intensità, oltretutto in questo momento che mancano 5 minuti alla fine. Una squadra molto giovane, quella ancora in campo da parte messa da Mr. Basta, con i giocatori probabilmente più rappresentativi in questo momento in panchina, forse proprio per farli rifiatare per il momento finale. Grande conclusione da parte del numero 4 Banzato, che prende l'esterno del palo, occasione da gol. Comunque va bene così, dai, ci si prova, su, almeno vediamo una partita fino alla fine accesa. Dico solo che tante volte dove non arriva l'età, dove non arriva l'esperienza, può arrivare l'entusiasmo e la freschezza. È quello che stanno dimostrando i ragazzi di Francobansta. Attenzione ancora! Bravo Maglio, e la conclusione di Enrico Serva di sinistro che viene intercettata, va in calcio d'angolo. È un po' in difficoltà in questo momento, forse è l'unico momento finora di grande difficoltà da parte della Stense, sotto pressione da parte dei ragazzi di Mr. Basta che cercano di rientrare.
ancora Maglio, Ausenda, vediamo se danno un po' ritmo. Maglio, che secondo me è stato uno dei migliori, conclusione di interno destro a girare, il pallone esce di pochissimo, occasione da gol, buona prestazione di Maglio. Sì, assolutamente. Io in questo momento darei a lui il titolo di Man of the Match da parte blu-orange, proprio per questa sua sfrontatezza di fronte ad avversari più quotati e più esperti, e è questo lo spirito che deve contraddistinguere una cosiddetta Minnows, ovvero una squadra che ha doti tecniche inferiori, ma deve essere spavalda, sfrontata e cercare sempre magari una soluzione difficile, ma in una partita in cui non c'è niente da perdere non si può assolutamente affidarsi solo a soluzioni standard. Assolutamente hai ragione, tanto cartellino giallo, un ulteriore cartellino giallo per il blu-orange lo prende Enrico Serva, giusto anche questo cartellino perché l'uomo se n'era andato e là è stato steso, e quindi niente da dire. Attenzione, si riparte ancora, Enrico Serva per Maglio che riesce a fermarsi, la grande parata, però arriva la conclusione due volte di Ausenda, rimpallata, grande parata di Cobuccio Carmine, ma grandissima pressione in questo momento, meriterebbe sicuramente il gol il blu-orange. Buona ancora l'azione sia di Maglio, vedete che palla al piede, adesso però eccede un attimino e la perde, dà la possibilità al giocatore dell'Ostense, però subisce il fallo. Come siamo a condizioni di falli? Dovete sapere che noi abbiamo il cartellone con il numero dei falli alle nostre spalle, non riusciamo a vederlo. Quinto fallo da parte della Stense, quindi dal prossimo fallo si andrà al tiro libero, ammonito anche proprio il giocatore Cannella, Gioele, e quindi insomma un po' di pressione c'è tanta distanza, però ecco che Luca Bianco è pronto al rientro al posto di Ausenda per lo sprint finale. 4 gol di distanza, 3 minuti e 46 al termine, un'infinità, può succedere ancora di tutto, può allargarsi il punteggio così come restringersi. L'importante assolutamente è sfruttare ogni pallone veramente come fosse l'ultimo della propria vita, della partita ovviamente. Però concedimelo, insomma, questa squadra sotto di 5-0 che rientra con questa, avevi ragione te, è stato bravo mister Basta, sono stati bravi questi ragazzi a crederci, a non mollare mai, a cercare di rimanere in partita fino alla fine. Questa è una prova di carattere e di grande attaccamento alla maglia. Sì, ed è bello che aver dato la scossa siano stati dei ragazzi giovani come Maglio, come Stassi, che non hanno magari fatto parte in pianta stabile del quintetto titolare, o comunque non sono quelli che hanno accumulato più minutaggio fino a questo momento, eppure stanno dando un contributo importante, giocando all'altezza, diciamo, dei cosiddetti vecchi, cercando di dare il loro contributo, che non può essere un contributo esperienza, gioco forza, non può essere un contributo fisico, gioco forza, ma tecnico, di sfrontatezza, di personalità, questo sì. E questo è molto importante anche perché è giusto che i vecchi si sentano stimolati dalla concorrenza e dal sostegno dei giovani, e in più c'è la possibilità comunque per loro di crescere e magari per la squadra di trovare soluzioni alternative che magari inizio anno sembravano impensabili. Vediamo durante il time out chiamato dalla Stense proprio la rabbia del mister per aver un pochino mollato, no? da parte loro l'impegno sul campo, la concentrazione, aver permesso tra parentesi di rientrare in partita alla compagine di mister Basta, sono grande strigliate, insomma il mister mi sembrava abbastanza furioso. Sì, il secondo tempo è stato veramente dominato dalla blu-orange, i gol che la Stense ha messo a segno sono stati frutto di errori grossolani individuali da parte della blu-orange, e quindi adesso vediamo la blu-orange che pressa molto alto, si gioca veramente il tutto per tutto, ed è giusto questo spirito perché bisogna affrontarli alla pari questi fra virgolette campioni per la categoria, e in queste condizioni possono anche sorgere delle sorprese, l'abbiamo già visto. Abbiamo proprio visto cosa è servito il time out del Blue Orange, proprio per chiamare questo nuovo tipo di tattica da parte della squadra, cioè di pressione alta sul portatore di palla in fase difensiva e cercare appunto di prendere il pallone e di farli praticamente mancare anche a loro la possibilità di ragionare. Bravissimo Mattia Calvi nel recupero, attenzione in superiorità, riesce a chiudere, però vanno in calcio d'angolo. Buona la pressione dei ragazzi di mister Basta, un pochino in difficoltà in questo momento la Stense, e sai, se dovesse rientrare a fare ancora un gol 8-5, mancano 3 minuti e mezzo,
la partita prenderebbe un altro significato. È bello fantasticare, speriamo che quanto prima diventi realtà questa conclusione di Bianco, ben preparata, ben portata anche, e comunque Blue Orange che rimane con le tende nella metà campo ospite, speriamo possa rimanerci il più lungo possibile, magari concretizzando. Calvi per Maglio che va sul fondo, però il pallone è stato deviato, secondo me era calcio d'angolo, però non viene dato, viene praticamente la rimessa a favore della Stense, che si erano fermati a protestare. Prende il fallo, è tiro libero? Ha preso il fallo il portiere Rositano, va al tiro libero il Blue Orange. Che errore incredibile da parte dei giocatori della Stense. 2 minuti e 29, l'occasione per andare sull'8-5, 3 gol in 2 minuti e 29, ci portiamo avanti, speriamo di essere veramente confermati in queste impressioni. Luca Bianco, tutti con Luca Bianco. Dai. Speriamo che cambi un attimo questa percentuale che dicevi tu del tiro libero. Dai Luca, un bel sinistro dei tuoi, la partita vediamo prenderebbe un altro significato. Attenzione, la conclusione viene parata, non si riesce a far gol nei momenti decisivi su tiro libero. Comunque possesso palla ancora per la Blue Orange e ancora una nuova occasione per mettere pressione alla Stense. Ancora un'entrata al limite sulla caviglia di Luca Bianco, l'arbitro non fischia, sarebbe stata un'altra opportunità, però va bene, calcio d'angolo ancora, pressione da parte dei ragazzi di Mister Basta, loro non riescono a uscire, sembra proprio invertita la partita, grandissima conclusione, peccato che la colpisce un pochino con l'esterno, il pallone si alza, bella conclusione di Mattia Calvi, poteva essere un'ottima opportunità, chiama l'uscita pressing intanto il portiere dell'Asti, ma vediamo appunto come giocheranno, danno 1 contro 1 su Simone Torre, in questo caso il fallo non esiste, infatti l'arbitro giustamente non lo fischia. Ancora Mattia Calvi, bella la scucchiaiata per Maglio che però tanto buona la chiusura in fase difensiva dei giocatori dell'Asti, che ricominciano con calma e fanno possesso palla che proprio viene chiamato da parte della loro allenatore. Sì, e adesso la Blue Orange ovviamente deve pressare alto, altrimenti i prossimi 2 minuti di partita si svolgeranno con un possesso palla a senso unico. Adesso anche un rimpallo ci si mette a dare contro i ragazzi di Franco Basta, che però lottano su ogni pallone. C'è il fallo, giustamente segnalato, è il quarto se non vado errato per la Blue Orange, dunque Astense che finalmente esce da questa pressione veramente portata con grande cuore e con grande orgoglio dalla Blue Orange. Grande prova di carattere dei ragazzi che nonostante il numero dei falli, nonostante l'inferiorità del risultato, sono riusciti finora a giocare con grande carisma questo secondo tempo, grande intensità, buona la parata di Rositano e cercare di rientrare in partita. Qua un errore di Torre che l'uomo non gli è stato chiamato, però riparte. Attenzione Simone, vedete sul sinistro va alla conclusione, trova Maglio davanti al portiere, bravo a riprendersi la palla, altra occasione da gol, insomma bel secondo tempo comunque da parte dei ragazzi di Mister Basta e ci siamo anche divertiti noi. Sì, non ce l'aspettavamo, possiamo dirlo adesso in questo momento, eravamo un po' scorati dopo il 5-0 del primo tempo e temevamo l'imbarcata, invece ci hanno stupito positivamente i ragazzi arancioneri che prendono il quinto fallo adesso giocheranno l'ultimo minuto, proprio 5 falli a pari. Questo fallo secondo me non c'era, posso dirlo? Sì, puoi dirlo, io posso confermartelo, l'arbitro può anche avere il diritto di sbagliare, comunque insomma ci può anche stare di giocare questo ultimo minuto gravati dai falli. Comunque questo non deve cambiare l'atteggiamento, ancora pressione, ancora grande voglia, grande grinta, grande intensità per cercare l'8-5 e poi andiamo ancora a vedere cosa succederà nei prossimi secondi. È entrato Liccio Simone, un giocatore dell'Asti classe 92. Attenzione, bravissima la chiusura di Padovani. Riparte, però il pallone gli rimane un pochino dietro a Torre. Peccato, c'era la possibilità di ripartire velocemente. Vedete che il portiere loro comunque, il mister, continua a chiamare possesso, cercare di far passare chiaramente il tempo, però c'è la pressione alta da parte in questo momento di Manuel Padovani e da parte di Maglio che non danno la possibilità di ragionare, però loro bravi anche nel possesso palla. Bianco riprende la palla, c'è un po' di confusione, un po' di guerra e un tiro libero ancora per il Blue Orange e secondo me questa volta lo calcia Maglio.
Sì, beh, ci può stare. Mancano. Scommettiamo? Mancano 45 secondi. Sì, scommettiamo, anche perché ha preso il pallone in mano e l'ha già sistemato. Quindi avrei vinto facile. non credo che Luca Bianco opti per la rapina all'ultimo istante. Adesso tutti con Maglio, vediamo se farà il 2-2 per quanto riguarda appunto i suoi calci. Lo lascio commentare a te. Maglio, la rincorsa media, piccoli passi, prova la conclusione che sfila di lato di poco a lato. E il portiere era fermo, immobile, sarebbe stato gol. Sì, infatti siamo rimasti un attimo interdetti proprio per questo. Insomma, comunque ancora Blue Orange e ancora fino alla fine in attacco. Però come dicevi tu, questa statistica scusate, cresce e continui tiri liberi sbagliati da parte della squadra. E è un peccato perché sono comunque occasioni di gol. Sì, magari non oggi in cui la partita effettivamente non possiamo dire che sia stata in bilico, anche se nel secondo tempo è stata molto molto combattuta, ma in partite col punteggio più stretto come quella che hai commentato col Castellamonte e anche quella con l'Isolotto Firenze, lì sì che avrebbero potuto fare la differenza, ma direi guardiamo avanti, non guardiamo più al passato. Si sta per chiudere un 2013 comunque denso di soddisfazioni, con la vittoria del campionato di Serie C, con una Serie B difficile in cui però si è dimostrato di poterci stare, e da qua bisogna ripartire con i giovani che si stanno inserendo in pianta stabile, con i vecchi e gli infortunati che si stanno per riavvicinare al gruppo, e con questo spirito che abbiamo visto nel secondo tempo. Questo è lo spirito che servirà, che sicuramente darà modo di ricucire lo strappo col treno salvezza. Finisce qui con il risultato di 8-4 per il Libertas Astense sulla Blue Orange. Comunque buon secondo tempo dei ragazzi, buona prova di carattere, e un saluto a tutti gli ascoltatori, ci vediamo per la prossima partita. Ricordiamo un saluto appunto a Gerson. Un saluto a tutti gli amici a casa e ovviamente anche al nostro operatore Andrea Lombardi, e ricordiamo anche di vedere questa partita non solo adesso su Gol TV, ma anche sulla pagina di Facebook Sport TV. Un saluto a tutti e cogliamo l'occasione per augurare a tutti gli ascoltatori un buon Natale, buone feste. Ci vediamo per il ricomincio del campionato nel 2014, sperando nella ripresa e nel recupero da parte del Blue Orange. Auguri a tutti.